Buongiorno, ben ritrovati sabato 5 agosto, ben ritrovati con Focus TG. E allora subito, come sempre, la cronaca in primo piano, una notizia che ci arriva dalla Marca Trevigiana, una notte di paura a Spresiano, intorno alle 2 di questa notte a Lovadina, all'interno dell'hotel Thai Sea SRL e Royal Thai SPA, un uomo travisato con una mascherina chirurgica, verosimilmente straniero secondo i carabinieri, impugnando una pistola, ha minacciato il portiere di notte 57enne dell'albergo di aprire la porta d'ingresso della struttura, dopodiché, una volta entrato nell'albergo, sempre sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare dal portiere di notte la somma di 140 euro, che era il fondo cassa dell'esercizio dell'hotel, e poi si è dato la fuga. Immediato è stato l'allarme del portiere stesso al 112, le pattuglie dei carabinieri sul posto, l'uomo ha fatto perdere le sue tracce, c'è dunque caccia al rapinatore. Momenti davvero di paura per questo portiere di notte questa notte a Spresiano, Lovadina di Spresiano, nell'hotel. Ancora una volta dunque fenomeni di criminalità che preoccupava la scorsa notte, preoccupavano le allerte del maltempo. È stata una notte che è passata, diciamo, indenne, nonostante l'allerta del maltempo. C'era la previsione di forti nubifragi temporali e grandine e vento, insomma, dopo quello che era successo. Gli effetti dei cambiamenti climatici comunque si vedono e continuano a vedersi anche nelle temperature in ribasso, soprattutto in montagna, con la neve d'agosto, il brusco abbassamento delle temperature associato alla perturbazione sul Veneto ha riportato la neve sulla cima della Marmolada. Stamane il rifugio di Punta Penia si presenta completamente imbiancato, come documentano i video postati sui social dal gestore della capanna Carlo Budel. Imbiancata anche la cima del Civetta nello Zoldano. La minima registrata in Marmolada stamane era di 3 gradi sotto lo zero. E sulla montagna, che lo scorso anno vide la tragedia del crollo della parte del ghiacciaio, nevica ancora debolmente. Dunque neve d'agosto fuori programma in montagna tra Marmolada e Civetta. Dicevamo, sostanzialmente passata indenne la nottata, anche se vedremo nella Marca qualche problema c'è stato nel tardo pomeriggio di ieri. Non indenne dappertutto, perché come vediamo anche dal sito del Gazzettino c'è stata una mareggiata e a Jesolo sparisce la spiaggia e si forma un gradino di 1 metro. E allora, come spesso accade, appunto, queste mareggiate provocano dei problemi per i gestori delle spiagge. Siamo proprio a Jesolo con Filippo Fois, che vedo già in compagnia del sindaco Christopher De Zotti. A te, Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio nella zona in cui si era formato questo gradino. Sindaco, però qua vedete anche che ci sono ancora tutti gli strumenti con i quali è stata ripianata già questo danno che è stato provocato dalla mareggiata. Beh sì, questo è il messaggio che noi vogliamo dare, appunto, che nonostante la situazione sia comunque complessa, perché eravamo abituati nel mese di agosto ad avere qualche mareggiata di questo tipo, ma è arrivata molto presto quest'anno, quindi si è creato questo scalino, una perdita di circa 10-15 mila metri cubi di sabbia, ma nonostante questo i nostri operatori sono molto bravi, quindi sono al lavoro da qualche giorno per appianare questo gradino e quindi rendere maggiormente fruibile la spiaggia. Ovviamente c'è un danno economico, perché in questi giorni e nel resto della stagione ci saranno meno ombrelloni a disposizione, quindi i margini anche economici dei nostri stabilimenti saranno compromessi, però il messaggio che vogliamo dare è appunto questo: la spiaggia è fruibile, non c'è nessuna zona in cui non sia possibile balneare, quindi i nostri operatori sono al lavoro e saranno al lavoro anche nei prossimi giorni. Sicuramente il tempo deve aiutarci, perché per esempio oggi siamo già in giacca, è una giornata che non sembra d'agosto. Beh, diciamo no, quindi oggi non è una giornata propriamente da spiaggia, anche se comunque la città ha una rete commerciale, ha un museo, delle strutture che permettono comunque ai nostri turisti di godersi la giornata. Abbiamo anche Antonio Facco, che è presidente di Federconsorzi. Prego Antonio ci raggiunga, ci dà un po' di numeri. Innanzitutto sono 15 chilometri di spiaggia a Jesolo. Quanti sono stati interessati da quest'ultima mareggiata? Allora sì, come ha detto lei giustamente, sono 15 chilometri di spiaggia e interessati dalla mareggiata e un po' dell'erosione si tratta di 1 chilometro e 200 metri, insomma. Questi eventi ad agosto non sono frequenti?
No, non sono frequenti, anche se qualche volta succede, dobbiamo dire che comunque per fortuna adesso non sono frequenti, insomma, ecco. Mi preoccupa per il futuro i cambiamenti climatici, quindi questo genere di problemi di cui si parla sempre più spesso? Beh, questo sì, è ovvio, perché si parla sempre più spesso di queste cose, ci preoccupa un pochino. Però siamo molto fiduciosi, anche perché con l'amministrazione si è intavolato un discorso anche con la Regione, per cui per fare degli interventi strutturali, e quindi siamo fiduciosi anche per il futuro. Sindaco, che interventi si possono fare qui e che ruolo può giocare la Regione? Beh, intanto ovviamente la Regione è depositaria della competenza, essendo comunque difesa idraulica del territorio. Con la Regione c'è un'interlocuzione, ci saranno degli interventi, diciamo quelli classici. Ogni anno noi garantiamo un ripascimento meccanico di sabbia a spese del Comune, 30-40 mila metri cubi di sabbia ogni anno, quindi questo garantisce comunque la fruibilità stagione dopo stagione. Abbiamo degli interventi che partiranno quest'inverno, di allungamento anche dei pennelli che vediamo qui dietro. Inoltre, con il rinnovo delle concessioni, tutte le istanze che stanno arrivando prevedono un'adazione anche finanziaria di contributo pubblico, quindi contiamo da qui un anno di avere qualche milione di euro con cui finanziare assieme alla Regione degli interventi strutturali. Un intervento che spero sarebbe molto invasivo sarebbe quello di creare una sorta di barriera che impedisca al mare, diciamo, di sfogare sulla spiaggia. È pensabile un intervento del genere? Allora, fare un intervento del genere non è molto fattibile, anche perché, come ha detto il sindaco, insomma, è di competenza della Regione, e diciamo che gli ingegneri e gli architetti non sono molto d'accordo per fare questi tipi di interventi, perché sono interventi strutturali che potrebbero dopo causare dei danni, magari non nel nostro litorale, magari salvaguardare il nostro litorale, ma andare a danneggiare gli altri litorali. Quindi bisogna sempre stare molto attenti con questi interventi, ma comunque alla base adesso con la Regione c'è uno studio, insomma, da proporre, da fare, già avviato, anche la Regione ha dato mandato anche a una società olandese, insomma, di presentare un progetto proprio per risolvere la questione, insomma. E io effettivamente se ne intendono, perché insomma se era un paese che sarebbe quasi completamente sott'acqua se non fossero intervenuti loro. Io direi che per ora da Jesolo è tutto. Nicola, ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois e grazie ai tuoi ospiti. Insomma, è un problema che si ripropone spesso. Certo, non si ripropone in agosto, questo è anche un po' la sentinella che qualcosa davvero è cambiato sul fronte del clima. Dicevamo, fra poco andremo a San Pietro di Feletto per capire cosa è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Diciamo che rispetto a quanto accaduto nelle settimane scorse è andata meglio la nottata scorsa, non va invece decisamente meglio in Slovenia, nel vicino al nostro nord-est. Guardate cosa è successo in queste ore, davvero una tragedia dietro l'altra. Il servizio della redazione di Tele4. Interi paesi sott'acqua a nord di Lubiana e nella zona di Zelie. Almeno 3 i morti, secondo i media d'oltreconfine, 2 sono turisti olandesi. È l'effetto dell'alluvione che si è abbattuta nella notte sulla Slovenia e delle esondazioni di alcuni fiumi, in particolare la Savinia, ma preoccupano anche la Sava, Drava e Kupa. No. Letita strano. Dichiarato lo stato d'emergenza e mobilitato l'esercito, 12.000 le utenze senza energia elettrica. A Menges, comune a 20 km a nord di Lubiana, i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo e salvato 22 bambini. Situazione drammatica nei piccoli centri come Kamnik, dove le persone sono state invitate a non lasciare le proprie case. In molte altre frazioni, invece, sono stati fatti evacuare dalla polizia. È il caso di Loche Primoziriu, a cui si riferisce questo video in cui il torrente invade il paesino e un'enorme bombola di gas metano scorre sulla via centrale come un gommone da rafting. Inondazioni e smottamenti anche nella regione nord-occidentale della Gorenska, nella zona di Skofja Loka e nelle valli di Selza e Poliana. Vicino a Krani, gli elicotteri dell'esercito sloveno stanno lavorando senza sosta per diversi salvataggi. In molti si sono rifugiati sui tetti degli edifici perché l'acqua è entrata nelle case e sta raggiungendo diversi metri d'altezza. A causa del maltempo, del fango e delle frane, molte strade del paese sono state chiuse e si sono registrati disagi anche sulle autostrade. In alcune zone è stato sospeso il traffico ferroviario.
Davvero impressionanti le immagini che arrivano dunque dalla Slovenia. Torniamo in Veneto. Abbiamo raccontato in queste settimane i gravissimi disagi per le grandinate e il maltempo, e allora è nata una task force a Treviso per famiglie e imprese colpite dal maltempo con il progetto Treviso Protetto. Centro Marca Banca stanzia un plafond di 30 milioni di euro per anticipare i ristori dei danni subiti. Grandine, raffiche di vento e pioggia, un'estate anomala che porta con sé la paura del maltempo improvviso, ma soprattutto dei danni. Tetti scoperchiati, aziende inagibili, interi raccolti persi, case e auto distrutte. Un'emergenza che ha visto in pochissimi giorni la costruzione di una vera e propria task force con il progetto Treviso Protetto. Una straordinaria iniziativa di un modello Treviso che vede ancora una volta Centro Marca Banca, Comune di Treviso, associazioni di categoria e confidi uniti per garantire un servizio, in questo caso un microcredito, a tutte quelle aziende, quegli artigiani e quei cittadini che hanno subito dei danni e che magari proprio a causa di questi danni oggi si vedono limitati nel lavoro o nel quotidiano. Capofila del progetto Centro Marca Banca con lo stanziamento straordinario di 30 milioni di euro, un plafond per anticipare ad aziende e famiglie del territorio i costi dei danni subiti. Ci si rivolge al Centro Marca Banca oppure all'associazione di categoria di appartenenza, se non al Confidi, ovviamente con la documentazione necessaria per una pratica di fido, con l'attestazione di danni subiti e dei preventivi. C'è un iter molto veloce e contiamo di arrivare ad erogare nel tempo massimo di 15 giorni. Finanziamenti con durata massima di 120 mesi per importi tra i 5.000 e i 200.000 euro. In questo caso nei primi 12 mesi abbiamo congelato il tasso ai livelli di inizio 2022, prima della salita dei tassi, quindi un 2,5%, praticamente senza spese di istruttoria e con un iter veloce. Danni del maltempo che con un veloce effetto domino colpiscono tutto il sistema. Uno che si trova il capannone rotto, con pioggia, danni, non riesce a consegnare materie prime, capite anche voi che sono danni veramente importanti che possono anche colpire un'azienda e una famiglia e le famiglie di chi lavora in questa azienda. Aziende rallentate o addirittura ferme a causa dei danni, famiglie ormai in ginocchio. La situazione delle aziende, di quelle colpite, sono state bloccate con grossi problemi anche di consegne con eventuali penali. Possiamo dire che tante aziende sono in ginocchio oggi? Per terra, non in ginocchio. E dove non ci si mette il maltempo, spesso ci si mettono altri disagi, perché a Padova, ad esempio, dove non ci sono stati disagi di maltempo nelle ultime ore, c'è stata la rottura di una tubazione che ha provocato degli allagamenti proprio durante i lavori del tram, e questo ovviamente è successo nel pomeriggio di ieri, ha creato parecchi disagi ai commercianti. Ne parla oggi, lo vedo in collegamento, il nostro Federico Fusetti proprio da Padova. Federico. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo in Corso Milano a Padova, dove ieri sono iniziati i lavori per il tram, insomma, così per semplificare, cioè i lavori per posare la rotaia e poi tutto quello che serve, spostare ciò che c'è sotto all'asfalto, e in questo frangente è stata anche rotta una tubatura dell'acqua durante i lavori, e quindi insomma i primi disagi che arrivano. Massimiliano Pellizzari è presidente dell'associazione commercianti del centro, tra l'altro la sua attività è proprio a pochi metri da dove è successo questo. Cominciate già a essere un po' preoccupati, se inizia così non è che vada benissimo. Vabbè, in realtà noi eravamo preoccupati anche prima, perché quando si apre un cantiere in Corso Milano, che è la direttrice principale di accesso al centro, al comparto piazze, c'è sempre da essere preoccupati. Avevamo chiesto all'amministrazione comunale di far presto, perché è vero che siamo i primi di agosto e ieri in realtà non abbiamo avuto, come dire, notizie di problemi particolari di traffico, però dobbiamo anche renderci conto che tra 15-20 giorni la musica cambia, siamo in procinto della riapertura delle scuole, i commercianti ovviamente tornano ad essere operativi, tornano dalle ferie, e poi abbiamo anche un altro grande problema, che è quello dei corrieri, perché i corrieri, non dimentichiamoci, per consegnare la merce parcheggiano tante volte con le 4 frecce in mezzo alla strada, perché non ci sono parcheggi, a contrario di chi invece sostiene che parcheggi ce ne sono. E quindi siamo molto preoccupati. Ieri c'è stata questa rottura
che ha provocato danni anche abbastanza significativi, perché l'acqua poi si è intrufolata all'interno delle bocche di lupo, delle feritoie, e quindi ha creato molti danni alle cantine, ai garage, ai residenti che ovviamente avevano tutta la merce ovviamente sistemata all'interno di questi scantinati. E durante il sopralluogo c'è stato anche il sindaco Giordani che è arrivato e che, al quale abbiamo ricordato e l'abbiamo invitato appunto di garantirci dei tempi certi e soprattutto di cercare ovviamente di impattare il meno possibile, perché capiamo che per la realizzazione del tram c'è la necessità di spostare tutti i sottoservizi. Infatti si scava per circa 80-90 centimetri, quindi è un lavoro abbastanza importante, però ripeto, dobbiamo cercare di non impattare oltre misura, perché sennò i problemi sarebbero veramente importanti. Voglio anche sottolineare, abbiamo già testato che cosa significa aprire un cantiere. È stato aperto un cantiere in via Raggio di Sole, che è una via laterale limitrofa a Corso Milano, si sono formate corde fino a via Chiasanuova, insomma, ecco. Quindi attenzione, perché ripeto, stiamo davvero, siamo nel cuore pulsante della città e quindi tutto deve essere assolutamente pianificato e programmato con estrema attenzione. Commercianti e anche residenti ovviamente. Il problema è che ieri sono stati i residenti, insomma, che hanno avuto i danni maggiori. Hanno battuto i pugni sul tavolo, perché effettivamente questa rottura di questo tubo ha portato un allagamento veramente importante, e infatti c'è stato un intervento immediato da parte dei funzionari ovviamente e degli operai dell'acquedotto, che hanno dovuto chiudere le tubature, e tra l'altro i palazzi, perché sono palazzi, non sono case, quindi voglio dire, stiamo parlando di centinaia di persone sono rimaste senza acqua, credo almeno per un paio d'ore. Ecco, infatti poi dopo in serata ovviamente è stato tutto ripristinato, insomma il timore è che questi episodi si possano ripetere nei prossimi giorni, quindi il grido d'allarme vostro è proprio quello, tempi certi, e cerchiamo insomma di limitare al minimo i disagi. Bene, da Corso Milano è tutto, grazie a Massimiliano Pellizzari, vi restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti e Massimiliano Pellizzari. Dai danni dell'acqua per la tubatura rotta ai danni dell'acqua, torniamo sulla questione maltempo e andiamo a San Pietro di Feletto. La nostra Edi Caliman, che vedo in video insieme a Alberto Pivetta, insieme ai suoi ospiti. Cosa è successo, Edi, a San Pietro di Feletto? Buongiorno Nicola, come detto tu sono in compagnia di Alberto Pivetta, che ringrazio. Siamo ancora sotto la pioggia, dove a San Pietro di Feletto piove da ieri pomeriggio, pioggia che ha provocato dei danni relativi appunto anche alle abbondanti piogge e grandinate della scorsa settimana, che è andata a gravare ulteriormente su quella che era già la situazione. Siamo in via Provera, precisamente nella frazione di Rua di San Pietro di Feletto, a casa di Giorgio Dal Colle, che appunto presentiamo, e una casa che aveva subito dei danni alle tegole per la forte grandinata degli scorsi giorni, e che questa notte è stata allagata a causa appunto di questa pioggia scrosciante. Siamo anche in compagnia di Cristiano Botteon, assessore della protezione civile alla protezione civile del comune di San Pietro di Feletto, e al capo reparto dei vigili del fuoco Stefano Zambrano. Dunque chiedo, assessore, com'è la situazione a San Pietro di Feletto in questo momento, e la situazione e il monitoraggio che avete voi dalla protezione civile? Sì, adesso la situazione è relativamente tranquilla, fortunatamente continua a piovere, ma in maniera molto meno impattante di ieri. Ieri pomeriggio purtroppo verso le 14 c'è stata un quarto d'ora, 20 minuti di pioggia che sinceramente non ricordo di così forte intensità, che ha creato delle problematiche di ruscellamento che hanno interessato le zone basse del comune, per cui la frazione di Casotto, di Bagnolo e la frazione di Rua di Feletto. Là siamo intervenuti con le squadre della protezione civile del comune in aiuto, c'era anche una squadra della protezione civile del quartiere del Piave, e abbiamo risolto sostanzialmente un problema che era relativamente semplice, tra virgolette, nel senso che c'era un'entrata d'acqua di 30-40 cm, per cui con le motopompe siamo riusciti a evitare
ristagno che poteva creare ancora più problemi. Nessuno sfollato, nessun ferito fortunatamente? No, fortunatamente non abbiamo nessuno che ha problematiche di questo tipo. Ringraziamo i vigili del fuoco che oggi sono intervenuti qua dal signor Giorgio, che ha una problematica abbastanza importante, e hanno dato priorità a questo intervento rispetto a tanti altri che sicuramente sono in scaletta. E infatti chiediamo proprio al caporeparto Stefano Zambrano dei Vigili del Fuoco che intervento state attuando in questo momento, in questo preciso momento, sul tetto del signor Giorgio. Sì, allora è un intervento ormai appunto che è diventato di routine in questi giorni. Praticamente viene posizionato un telo in nylon sui danni che sono stati fatti dal maltempo per impedire appunto che l'acqua entri, anche perché purtroppo non era entrata e ha fatto ulteriori danni nell'abitazione. Inoltre i sacchi nel telo vengono posizionati dei sacchi e vengono fissati con una corda perché non scivolino. Ecco, questo in quanto è l'intervento. Noi tra poco vi accompagneremo a vedere i danni che ha provocato la grandine e la pioggia delle scorse ore. Volevo chiederle però quanti interventi più o meno avete ancora in programma? Allora, se non ho capito male dalla sala operativa mi dicevano che sono un'ottantina, forse qualcuno in meno, però più o meno quei numeri là. E appunto stiamo operando in tutta la zona qui colpita da maltempo, Sago, Conegliano, Gaiarine e sì, appunto qua a San Pietro di Feletto. Nicola, se ci dai il tempo noi ti faremo vedere quali sono i danni di questa pioggia e della grandinata delle scorse settimane. Entriamo con cautela a casa del signor Giorgio, siamo sempre sotto la pioggia, quindi facciamo attenzione. Chiedo ad Alberto gentilmente di seguirmi. Eccoci, entriamo. Come potete vedere il piano inferiore è stato risparmiato dalla pioggia perché ad essere danneggiate sono state le tegole del tetto. Come potete notare è una casa antica, una casa che ci raccontava il signor Giorgio risale agli anni 50 e le tegole sono addirittura 70 anni fa. Tegole che ci raccontava, ecco vediamo dalle immagini, il signor Giorgio, sono anche ora difficili da trovare e quindi poter riparare il tetto. Per fortuna l'intervento dei Vigili del Fuoco, che era atteso ancora ieri, ma a causa della pioggia, a causa di altri interventi più importanti e necessari, è avvenuto appunto solo questa mattina e noi abbiamo appunto raggiunto i Vigili del Fuoco. Entriamo in camera da letto dove questa notte l'acqua ha raggiunto questo piano, vediamo ancora l'acqua cadere dal soffitto e i danni evidenti che questo tetto letteralmente sventrato e colpito dalla forte grandine della scorsa settimana ha provocato. Non ci voleva questa pioggia e che ci raccontava il signor Giorgio ha ovviamente distrutto, come potete vedere, libri. Nella stanza accanto abbiamo una stanza dove il signor Giorgio teneva i libri, teneva le sue cose di valore che questa mattina sono state velocemente messe in salvo. Una situazione che davvero non ci voleva e che ovviamente lascia amareggiate le persone perché appunto non riescono più a sopportare una situazione del genere. Nicola, noi da San Pietro di Feletto per noi è tutto, non so se hai domande da studio, altrimenti ti restituisco la linea. È stata molto precisa, grazie anche ad Alberto Pivetta e ai tuoi ospiti, grazie, buon lavoro. Poi ovviamente vedremo tutto questo, il racconto di questa situazione e anche le sue evoluzioni questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora Focus TG. Allora di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo alla cronaca e andiamo nel Vicentino. È stato arrestato dalla polizia un rapinatore straniero, il colpo risale a 10 anni fa. È finito in carcere il latitante di origini romene di 27 anni che aveva rapinato un italiano nel 2013. A rintracciarlo a Caldogno gli uomini della squadra mobile che lo hanno arrestato. Su di lui pendeva una condanna di 4 anni e 6 mesi emessa dalla Corte d'Appello di Venezia per una rapina a mano armata commessa con altri 2 complici nella zona di Ponte Alto. L'uomo aveva architettato una trappola ai danni di un vicentino con la collaborazione di una prostituta sua connazionale, attirando la vittima in un appartamento della zona.
I poliziotti che hanno accompagnato in questura il rapinatore hanno accertato inoltre i numerosi precedenti a suo carico per reati di varia gravità, quali ricettazione, furto aggravato e rapina. Dopo il fotosegnalamento è stato affidato agli agenti di custodia della casa circondariale di Vicenza, dove sconterà la sua pena. Sempre da Vicenza, l'espulsione di un pregiudicato. È stato scortato per essere espulso dall'Italia al centro di permanenza per i rimpatri di Milano un malvivente di origini marocchine che aveva minacciato con i suoi comportamenti delinquenziali i residenti di via Bedeschi. L'uomo recidivo era già stato espulso ed accompagnato ai centri di Gradisca di Sonzo e di Roma, ma le autorità marocchine non avevano autorizzato il lasciapassare necessario per rimpatriarlo nel paese d'origine. Lo straniero, alla fine di luglio, era tornato quindi a stazionare in quartiere, di fronte ad un supermercato con il solito atteggiamento molesto, a creare ancora pericolo e disagio per i cittadini. La notte poi trovava riparo a Monteberico. A carico del malvivente numerose condanne e ammonimenti per vari reati. Più volte era stato denunciato per ubriachezza molesta, violenza privata e minaccia. Per una rapina aveva scontato la pena nel 2013 nel carcere di Trento. Il questore, considerandolo una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo ha nuovamente espulso. Torneremo alla cronaca fra poco. Un tema caldo di questi giorni: la rabbia dei gestori delle pompe di benzina per l'obbligo di esposizione dei cartelli con i prezzi medi. Da Bassano del Grappa la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno, dal 1° agosto è in vigore l'obbligo per tutti i benzinai di esporre prezzo medio regionale dei carburanti e il prezzo invece applicato dal distributore. Io mi trovo assieme a Flavio Convento, presidente regionale della Federazione Italiana Autonoma Benzinai, nonché vicepresidente nazionale. Che sta succedendo? Intanto vogliamo capire quanta confusione si sta creando con questo obbligo di affissione quotidiano del prezzo medio e del vostro prezzo. Ma sicuramente è molta confusione, perché, come abbiamo detto spesso, il prezzo non è coerente con quello che troviamo sugli impianti. Il prezzo medio regionale viene fatto da Rovigo a Belluno, quindi con dei costi di gestione e anche di trasporti diversi, quindi un prezzo alla pompa completamente diverso. Quindi l'utente molto spesso si trova a fare rifornimento perché vede il prezzo che è esposto fuori, quindi è il prezzo effettivo che trova sull'impianto, e il prezzo medio regionale che non è coerente, quindi fuorviante, e serve a poco per una diminuzione dei prezzi a livello generale, che era quello che il governo auspicava con questa legge che hanno inserito. Tra l'altro c'è stato fatto questo passo indietro da parte proprio del governo, visto che viene nominato riguardo le accise che era stato detto appunto all'inizio che sarebbero state tolte, invece questo non è avvenuto, e allora si è arrivati a questo passo. Sì, sicuramente non era la soluzione migliore. Dopo sappiamo benissimo che le accise al governo italiano hanno un introito molto importante che serve a tutta la collettività, quindi è giusto dire determinate cose, quindi fare determinate scelte, però sapevamo benissimo che le accise in questo momento qua era impossibile toglierle. Capiamo anche le manovre che sono state fatte. La cosa più preoccupante è che dalle accise che sono state rimesse la speculazione è colpa del gestore. Sappiamo benissimo che il gestore non determina il prezzo, quindi i prezzi che noi troviamo sugli impianti sono determinati dalla compagnia petrolifera, il gestore ha un margine di 3,5 centesimi, tutti gli oneri che sono stati introdotti adesso e anche le sanzioni future vanno a colpire solo il gestore finale, che è sempre l'ultimo anello debole di una filiera che non può incidere con dei costi maggiorati sul prezzo finale della benzina. Perché ricordiamo che se non viene messo fuori questo prezzo medio regionale quotidianamente si rischia intanto una multa fino a 2.000 euro, e poi se viene ripetuto per 4 volte in un lasso di tempo addirittura c'è la sospensione dell'attività. C'è una sospensione delle attività, e inoltre con quegli accordi che noi facciamo con le compagnie petrolifere rischiamo di anche essere mandati via dall'impianto, nel senso il gestore è quello che viene penalizzato più di tutti su un lavoro che dovrà fare quasi per 365 giorni all'anno, non remunerato e creando solo confusione, come abbiamo detto più spesso. Ecco, parlando proprio di 365 giorni all'anno, il gestore di un impianto di carburanti può andare in ferie se c'ha l'obbligo quotidiano di esporre questi prezzi? Allora, un gestore o un appaltatore che ha un impianto completamente selfizzato non può andare in ferie perché deve aggiornare il prezzo tutti i giorni.
mentre un impianto tradizionale con un gestore, nel momento in cui decide di andare in ferie e quindi fa la richiesta al SUAP come chiesto dalla Regione Veneto, dalla legge regionale Veneto, può chiudere per ferie, l'impianto è in sospensiva per quei 15 giorni e non ha l'obbligo dell'aggiornamento del prezzo. Questo deve essere, visto la circolare esplicativa del governo che è stata emanata circa il 27 di luglio, dovrebbe essere recepita dagli organi che faranno i controlli, perché rischiamo che gli organi che fanno i controlli non ha recepito questa circolare, fa la sanzione al gestore, il gestore dovrà fare ricorso, ulteriori oneri e anche implicazioni che sicuramente non c'entrano con il lavoro che il gestore fa. Ecco, gli impianti self-service rischiano a questo punto? Gli impianti self-service rischiano o devono attrezzarsi o devono avere dei costi ulteriori per riuscire a gestire questa situazione. Che idea si è fatto lei? Io penso che si sia trovata una formula per giustificare una rimessione delle accise che c'è stata a dicembre. Come dicevo prima, il problema è molto più importante. Noi abbiamo fatto un incontro con il governo questa settimana qua per una riforma del settore. Noi pensiamo che la riforma del settore, quindi anche la riduzione degli impianti, noi ricordiamo che in Italia abbiamo circa 21.800 impianti, molti per quanto riguarda il nostro territorio, quindi una riforma del settore, una riduzione degli impianti, un controllo sull'illegalità contrattuale, che forse sono le basi importanti per una riduzione effettiva del prezzo, potrebbe essere la soluzione migliore. Non certo un cartello medio regionale che, come dicevo, è un prezzo fuorviante che non troveremo perché non è allineato su nessun impianto del Veneto. Bene, allora da Bassano del Grappa è tutto, io ricedo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Restiamo però a Bassano del Grappa e allora andiamo a rivedere la manifestazione, il corteo dei lavoratori Baxi in piazza dopo la bocciatura del protocollo, mentre piovono critiche sulla politica e sugli imprenditori. Dopo la bocciatura del protocollo Baxi-Pengo scendono in piazza i lavoratori della sede bassanese della multinazionale che bocciano l'azione politica e quella imprenditoriale alla base di questa situazione. E sul piatto resta un punto fermo: sì all'ampliamento, no ai capannoni nelle campagne di San Lazzaro. Ma sono tante altre le questioni ancora in ballo e ne parlano i sindacati. Che cosa chiedono i lavoratori con questa iniziativa oggi? Chiedono urgentemente la costituzione di un tavolo di lavoro per gestire la situazione che è andata, che si è congelata dopo il voto del Consiglio del 27 del mese scorso. Secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è accaduto finora? Allora io credo che entrambe le parti, sia la parte datoriale, gli imprenditori, sia la politica abbiano fatto delle scelte o delle non scelte dal mio punto di vista rispetto al progetto complessivo. Che cosa chiedono i lavoratori qui oggi? La politica dice bene l'ampliamento, non può restare parole, devono diventare fatti e quindi la politica basta uscite e slogan, ma faccia fatti, convochi da subito quel tavolo per trovare un'alternativa che possa permettere a Pengo di andare da un'altra parte, non a costruire nuovi capannoni, e alla Baxi di ampliarsi all'ex Yard. C'è qualcuno che ha sbagliato in questo percorso? Ma io non direi che ha sbagliato, sicuramente ci sono stati molti errori da parte della politica di sottovalutare quello che è comunque la voce dei cittadini, da parte imprenditoriale probabilmente come si è imposta la questione, ma questo già comunque abbiamo avuto modo di discuterne comunque con il diretto responsabile, quantomeno l'ingegner Favro, amministratore delegato di Baxi, per quanto riguarda la Baxi, che comunque è la fabbrica dove lavoro. L'errore diciamo c'è stato da tutte le parti, però questo errore non deve ricadere, comunque le conseguenze di questo errore non devono ricadere sui lavoratori. E sul tema Baxi dure le parole della parlamentare Rosanna Filippin, che accusa la politica bassanese. Una storia che si ripete anche se non avrebbe dovuto ripetersi, non a queste condizioni, non con queste modalità. A dirlo è Rosanna Filippin, parlamentare ed ex assessore all'urbanistica di Bassano. Perché era un intervento che prevedeva vantaggi esclusivamente a carico del privato, ma altrettanto legittimo, anzi doveroso per chi deve curare il bene pubblico e quindi gli interessi della collettività rispondere di no. Cosa è accaduto questa volta? Che anche furbescamente è stata agganciata al tema del lavoro, al tema della Baxi, e anziché andare in cerca di alternative per Baxi, si è
ceduto senza colpo ferire alle pretese del privato, cioè di Pengo. La posizione dei lavoratori da tutelare deve essere separata dalle questioni edilizie, un compito che sarebbe spettato alla politica. La politica con la P maiuscola non si fa condizionare, non si fa imporre le soluzioni da qualcuno che lo fa solo per i propri interessi. La politica con la P maiuscola fa sedere intorno ad un tavolo tutti i portatori di interesse, prima fra tutti i portatori di interesse, cioè la città, i cittadini, cosa serve alla città di Bassano, cosa serve ai cittadini di Bassano, e trova una soluzione che non sia cementificare l'ultimo pezzo di territorio verde rimasto nel territorio di Bassano. Intanto sul tema lavoro, Confartigianato avverte serviranno migliaia di lavoratori nel Vicentino già dopo le vacanze e il bassanese tira la volata, come sempre. Il lavoro c'è e quando vedo determinate situazioni che leggo sui giornali mi fanno anche sorridere perché chi vuole lavorare, la disponibilità e la possibilità c'è. Confartigianato Vicenza risponde con i dati e con i numeri alle Cassandre che dipingono quadri a tinte fosche per l'occupazione. Secondo l'associazione di categoria saranno addirittura 23.000 i posti di lavoro disponibili nell'area berica per l'immediato futuro. E il bassanese, come sempre, in prima fila per crescita e occupazione. Abbiamo rilevato che le aree della provincia che sono cresciute di più e quindi trainano l'occupazione dipendente dell'artigianato sono quella del nord-est vicentino, che cresce del più 3,4%, ed è quindi l'area dell'Altopiano, Marostica e Bassano. Tutti i settori avranno difficoltà a reperire personale e 2 imprese su 3 si troveranno in ambasce proprio perché sono troppi i posti di lavoro liberi. Le difficoltà di reperimento soprattutto sono un po' in tutti i settori dell'artigianato, quelli proprio più tecnici, degli operai specializzati. Le difficoltà di reperimento sono elevate. Le imprese dichiarano che 2 persone su 3 avranno problema a trovarle. E sul caso Baxi ecco il punto di vista dell'associazione di categoria. È un'opportunità sicuramente persa. Mi auguro che si possa aprire ancora un tavolo per poter discutere di queste cose, perché altrimenti sarà penalizzato tutto un territorio di una dimensione importante, ma soprattutto dove ha un'occupazione di rilievo per tutta la nostra provincia. Ecco, sul fatto in sé è normale che una multinazionale decida di lasciare a casa centinaia di persone? Ma non è auspicabile una situazione del genere e qua rischiamo di fare anche una non bella figura nei confronti anche di investitori stranieri che vogliono investire sul nostro territorio. Restiamo a Bassano per parlare però di sanità e torniamo a parlare di una segnalazione di disorganizzazione ULSS che abbiamo mandato in onda lunedì perché ci sono delle novità. Miracolo al CUP del San Bassiano. Ricordate questo nostro servizio andato in onda lunedì? Qui parliamo di una signora di 70 anni con problemi di diabete abbastanza importanti, non vedente al 100% da un occhio, che deve fare una visita oculistica di controllo. Sentite cos'è successo a questa persona che si è rivolta a Luigi Tasca per segnalare la propria situazione. Il medico di base gliela prescrive a 30 giorni, lo segna nella ricetta, lei prenota il CUP e la risposta è luglio 2025. Bene, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda della segnalazione, ecco cosa è successo. È successo che la visita ad agosto 2025, dopo l'intervento del Partito Democratico, dopo l'intervento di Rete Veneta, è stata fissata ad agosto di quest'anno. Ora non sappiamo se questo sia un miracolo della comunicazione o se effettivamente il CUP e l'ospedale di Bassano abbiano dei problemi di organizzazione tali per cui le visite vengono prenotate ad agosto 2025 e poi magicamente ritornano indietro. Certo, qui c'è una situazione generale, probabilmente di disorganizzazione, di mancanza di comunicazione tra i reparti, tra l'individuazione dei casi che hanno necessità di un intervento immediato e quello che è il centro di prenotazione. Altre segnalazioni ci sono arrivate in questi giorni dopo il servizio estremamente simili. Problemi di disorganizzazione, sottolinea Tasca, che non vanno a inficiare il giudizio su infermieri, medici e personale dell'ospedale. Loro sono e restano un'eccellenza da tutelare.
Chi lavora all'ospedale è veramente anche sottoposto a dei turni stancanti, fa fatica a prendersi le ferie, probabilmente guadagna anche meno rispetto a chi lavora nella sanità privata, e loro sono sempre al nostro servizio, sono veramente l'eccellenza della sanità, un'eccellenza che va preservata. Dall'ULSS 7 all'ULSS 6, con la funzione pubblica della CGIL di Padova che lancia l'allarme sulla carenza occupazionale nella sanità padovana, blocco delle assunzioni e anche del turnover. A rischio i servizi essenziali dell'ULSS 6. Vediamo quali sono i settori a rischio. I laboratori, l'ostetricia, soprattutto per Cittadella e Campo San Piero, l'area psichiatrica e l'assistenza sociale territoriale. Sono questi i 4 settori più a rischio dell'USL 6 per la carenza di personale, insofferenza a causa di fisiologici turnover, maternità e blocco delle assunzioni. Il rischio è che vengano a mancare servizi essenziali. Questo è il grido di allarme lanciato dalla funzione pubblica CGIL che, dati alla mano, parla di 728 dipendenti in meno a tempo indeterminato persi dal 2011 al 2021 dall'USL 6 Euganea. La Regione ha bloccato tutte le assunzioni per l'ULSS 6 Euganea, quindi non solo le assunzioni per l'extra turnover, cioè quei processi di adeguamento e ampliamento della dotazione organica e di innovazione, ma anche tutte le sostituzioni, dico tutte, le sostituzioni del personale che è andato in pensione. Quindi ci si stanno creando buchi in tutti i posti di lavoro, perché sapete che nel pubblico impiego il 50% è personale che ha già un'età avanzata. Per esempio sono ferme le graduatorie degli OS, dice il sindacato, sono tantissimi quelli fermi che rischiano di veder trascorrere i termini di validità del concorso. La carenza è così pesante che la CGIL chiede come sarà possibile riprendere l'attività a settembre dopo la fine dell'estate. I servizi, a nostro avviso, rischiano di chiudere o comunque di sospendere se non si riattivino le assunzioni non solo del turnover ma anche dell'extra turnover. Vi è un altro problema che riguarda i tassi stipendiali. In questi giorni se ne è parlato, lo rilanciamo. Regione Veneto deve aggiungere risorse ai fondi contrattuali delle aziende, in particolare di ULSS 6, di azienda ospedaliera, università. Le difficoltà riguardano purtroppo tutta la sanità padovana. Per quanto riguarda le altre 2 aziende, IOV e azienda ospedaliera, è una situazione sulla quale l'area ospedaliera vive una condizione difficile sulle dirigenze chirurgiche, quindi tutta l'area della chirurgia plastica, dell'ottorino, ma anche l'area trapianti, che è eccellenza per l'Università di Padova e per l'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda lo IOV, i servizi alla presa in carico del paziente per la somministrazione delle chemioterapie, e per quanto riguarda sempre azienda ospedaliera le sale operatorie e l'area anche dei servizi, non ultimo il servizio trasporto malati. Adesso ancora pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG, adesso andiamo nel veneziano, andiamo a Mestre per parlare delle problematiche della sicurezza di un'area da sempre problematica come Via Piave, tanto da spingere a provocazioni paradossali come quella di chiedere sicurezza a una banda di nigeriani. Ci sono diverse comunità di stranieri a Mestre che si stanno organizzando con delle ronde proprie. I ragazzi del Bangladesh sì, sono già attivi. I cinesi ne stanno parlando e io mi sto rivolgendo a qualcos'altro. A che cosa? Di innovativo ma antico. Cioè? La NSS, Nigerian Security Street, che almeno loro ci proteggono, non fanno tante domande, non chiedono documenti, chi dà fastidio lo prendono e se lo portano via. Chiedere sicurezza ai nigeriani come ultima possibilità di una vita tranquilla in Via Piave. Volto noto tra i ristoratori di quest'area di Mestre, Ernesto Rosapepe non è nuovo a certe provocazioni. In prima linea contro spaccio e degrado gestisce un locale accanto ai giardini, un peso che sta diventando sempre più gravoso. Perché purtroppo se Roma non cambia, grazie al prefetto che viene qui a trovarci, il questore precedente, signor Mascopinto, bravissime persone, in gambissimi, però non riescono a fare niente se Roma non cambia. Questa sicurezza nigeriana come funziona?
Funziona anche li chiami quando hai bisogno e dopo gli dai un regalo e finisce là. Pagare un pizzo o dare regali perché un gruppo di persone non meglio identificate offrano protezione da altri sbandati o malviventi non è un'attività legale e in tal senso non è in alcun modo giustificabile. Bisogna però anche calarsi nell'esasperazione quotidiana di chi ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno deve trovarsi a fronteggiare una situazione difficile. Lei potrebbe farlo, lo vorrebbe fare, diciamo, è una provocazione quella che sta dando. Era una provocazione, ma piano piano sta diventando sempre più seria. Okay, a me mi minacciano ogni giorno perché io mi metto fuori, la gente la mando via dal mio locale. L'altro giorno è stata aggredita una mia dipendente fuori servizio e lui è fuori che fa gestacci. Precedentemente la stessa cosa con un altro e altri ancora. Io non ho paura, però così, svendere l'Italia così, guardi, è normale che l'Europa ci guarda in un modo diverso. Problematiche di via Piave che sono state affrontate ieri proprio dal prefetto e dal questore che hanno fatto il punto dei risultati raggiunti nella zona. Do soltanto un dato: tutto ciò che accade e che è accaduto trova la immediata risposta delle forze di polizia e della polizia locale. Quasi tutti gli episodi che si sono registrati hanno i responsabili che nella notte sono stati già individuati o denunciati o arrestati. Attività intensa delle forze dell'ordine, controlli mirati e articolati del territorio, operazioni ad alto impatto, repressione e prevenzione. La controffensiva quotidiana contro criminalità e degrado a Mestre sta dando risultati. Al termine di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, fa il punto sulla situazione ai giardini di via Piave, accompagnato tra gli altri dal comandante dei Carabinieri, generale di brigata Nicola Conforti, e dal nuovo questore Gaetano Bonaccorso. Cerchiamo di dimostrare di esserci sempre, ecco, di rispondere sempre con, ripeto, la consapevolezza della complessità del problema. Le forze dell'ordine ci sono. Il prefetto Di Bari affronta quindi il tema delle ronde che si starebbero formando tra le varie comunità nazionali presenti a Mestre. Io credo che il controllo e la vigilanza del territorio spetti alle forze di polizia, alla polizia locale. Tutto ciò che accade può avere certamente un grande senso civico, ma la forza e l'impatto che ha lo Stato deve restare allo Stato. Accanto alle forze dell'ordine ci sono anche il comune e l'azienda sanitaria. I servizi sociali girano costantemente per offrire assistenza. Più di 3/4 dei consumatori di stupefacenti non sono residenti in comune di Venezia e vengono messi in contatto coi SERD delle rispettive città. Alla stazione però ci saranno anche delle azioni definite ad alto impatto per respingerli e scoraggiare il loro arrivo a Mestre. Oggi ne abbiamo parlato col nuovo questore che poi diventa un po' il pivot dal punto di vista normativo anche di questa operazione. C'è una sinergia totale anche con la Polfer, le sperimenteremo e cercheremo di aggiustarle finché troviamo il modo per respingerle il più possibile. Diciamo che se ci ascoltano e vogliono andare in un'altra città è meglio perché sennò li prendiamo. Ancora il tema sicurezza, ma ci spostiamo dalla Marca trevigiana per tornare a parlare del ladro che derubava gli anziani del Coneglianese con la scusa, avvicinandoli con la scusa di vendere loro delle piantine oppure con la scusa dell'elemosina. Li derubava in casa, è stato arrestato dalla polizia. Un modus operandi studiato e collaudato. Il malvivente avvicinava le sue vittime, soprattutto persone anziane, nei pressi delle loro abitazioni con la scusa di vendere una piantina e richiedere medicinali o l'elemosina e poi le derubava. Non solo, perché in alcune occasioni si introduceva direttamente in casa approfittando anche di finestre aperte. Uno degli episodi contestati ha riguardato un 89enne con problemi di deambulazione che il 6 giugno scorso, di ritorno a casa, è stata avvicinata con una scusa dal malvivente che poi è riuscito ad entrare e a rovistare nella borsetta della donna sottraendole il portafoglio. Le indagini della polizia del commissariato di Conegliano e dei carabinieri della compagnia di Conegliano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno
consentito di identificare il ladro seriale. Si tratta di un 39enne residente a Trento, ma di fatto senza fissa dimora, privo di attività lavorativa e con vari pregiudizi penali. È stato rintracciato a Trento nei giorni scorsi. In realtà l'identificazione è avvenuta con vari pattugliamenti che sono stati fatti in borghese, in cui il soggetto era stato descritto molto bene dalle vittime, soprattutto con un incisivo mancante nell'arcata dentale superiore, e quindi dopo vari pattugliamenti abbiamo visto che utilizzava spesso una bicicletta da donna ed è stato appunto identificato più volte nel corso dell'attività. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, visti i gravi indizi emersi su numerosi episodi avvenuti nel solo mese di giugno e soprattutto considerando la pericolosità sociale e l'alto rischio di reiterazione del reato. Che cosa rubava alle vittime? Quello che trovava molto spesso il portafogli con i contanti, quindi proprio per non lasciare traccia e non essere tracciato molto spesso l'obiettivo erano i contanti. L'uomo è accusato di furti in abitazione, ricettazione e uso di carte di debito provento di reati predatori. Al 39enne sono stati contestati una decina di colpi tra San Vendemiano, Santa Luce di Piave, San Pietro di Feletto e Conegliano. Non escludiamo che ci possano essere stati altri episodi che hanno riguardato questa persona. Ecco. Quindi le indagini continuano? Le indagini continuano, assolutamente. Anziani nel mirino anche dei truffatori come quelli scoperti e arrestati dalla polizia a Padova, truffatori particolarmente senza scrupoli. Mi ha colpito il cinismo, insomma, devo dire, perché appunto dopo aver consumato questa truffa che è stata fatta ai danni di una persona anziana e malata, loro programmavano di farne un'altra e appunto la frase che abbiamo letto dalla chat, dal telefonino sequestrato, e adesso a chi dobbiamo andare a fare male. Dai loro messaggi emerge il disprezzo per le loro vittime, anziani indifesi da colpire senza scrupolo alcuno. Voglio riempirla tutta, si legge commentando una foto con una borsa piena di soldi appena rubati ad una ottantenne padovana. Questa volta però l'avidità e il cinismo di due truffatori campani di 19 e 46 anni sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile che li hanno scoperti in via Guizza Conselvana mentre erano intenti a controllare numeri civici di abitazioni dove risiedono anziani in cerca della loro prossima vittima. Loro agganciano appunto le vittime lavorandoci prima evidentemente, e poi quando le persone arrivano a Padova vengono in qualche modo guidate, sono in contatto con un terzo che gli dice cosa fare, gli dice cosa deve dire, quando entrare in casa, come comportarsi. I due uomini avevano appena truffato un'ultra ottantenne gravemente malata che vive in via Metastasio. Uno di loro si è finto il nipote al telefono che chiamava dall'estero disperato dopo un incidente, chiedendo alla nonna dei soldi e dicendo che sarebbe arrivato di lì a poco un amico a ritirarli. In preda all'agitazione l'anziana ha recuperato tutti i risparmi della pensione, circa 4.000 euro, e li ha consegnati all'altro truffatore. Purtroppo si presentano bene, sono bravi, sono attori consumati, ecco, e tuttavia sono criminali della peggiore specie per quanto mi riguarda, e quindi la massima diffidenza, chiamate o la polizia, i carabinieri, o chiamate i vostri congiunti per chiedere conferma prima di farli entrare in casa. I poliziotti hanno seguito i due truffatori fino ad una pensione di Albignasego. Qui hanno recuperato proprio la valigia piena di soldi. I due trasfertisti si spostano di città in città compiendo colpi a raffica. Questa volta sono finiti in carcere al Due Palazzi. Il questore di Padova ribadisce l'importanza della prevenzione per fermare questi odiosi reati. Telefonate di questo tipo, un carabiniere, un poliziotto non ti chiamerà mai, non chiamerà mai un anziano a casa, telefonicamente gli annuncia che il figlio sta morendo o il nipote sta morendo. Non è una cosa che non esiste al mondo, e questo dovrebbe essere chiaro appunto, e quindi ancora una volta dico, mi rivolgo agli anziani e ai loro congiunti affinché si chiarisca questa cosa. Restiamo a Padova, parliamo del caso degli autovelox lungo la strada regionale 307 a Cadoneghe, 24.000 le multe, i cittadini stanno pensando a una class action. Hanno scattato impietosi, fotogramma dietro fotogramma. Del resto, i due apparecchi posizionati lungo la strada regionale 307 del Santo a Cadoneghe sono stati installati per rilevare qualsiasi veicolo che superi la velocità di 50 km/h, essendo centro cittadino. Dietro le prime 24.000 multe, 1 milione di euro l'ammontare totale,
ci sono le storie e i volti di persone. C'è chi quella strada la percorre 2 volte al giorno per andare al lavoro. C'è anche l'anziana che per andare a trovare il marito ricoverato in una struttura della zona l'ha già presa 3 volte. C'è chi quella strada la faceva a 56 km all'ora, ma siamo fuori dai 5 km di tolleranza, e chi non ha più punti sulla patente. Un incubo quello piovuto sui cittadini, molti dei quali si sono già messi diligentemente in fila per pagare, tanto che sui social c'è già stata la proposta di dare vita a una class action. Un centinaio i cittadini che si sono rivolti all'associazione Altvelox, che ha già preparato una lettera indirizzata alla prefettura di Padova e al comune di Cadoneghe perché i 2 apparecchi siano sospesi. Chiudiamo con l'arte, andiamo alla Gipsoteca di Possagno con il ritorno allo splendore dei bozzetti in argilla di Antonio Canova. Eccoli i bozzetti in argilla realizzati dalle mani del grande scultore neoclassico Antonio Canova, tornati all'antico splendore grazie a un lavoro minuzioso di restauro durato 2 anni. È un'emozione poter rivedere esposte le opere prime, pensate, studiate, plasmate dall'artista. L'intero corpus, 34 tra terre cotte e terre crude, da cui poi hanno preso vita i gessi e i marmi. Un bellissimo progetto che ci ha permesso di restaurare le opere ma anche di studiarle, quindi di verificare i materiali ma anche di studiarne le impronte digitali. Infatti li possiamo vedere Canova che lavorava la materia. Canova prendeva il materiale, prendeva l'argilla e lì dava la sua impronta, le sue prime idee. Quando doveva lavorare a un soggetto, grazie a queste argille aveva la possibilità di creare. Sono opere freschissime, moderne, che ci fanno vedere proprio il Canova creatore. Un lavoro che ha coinvolto più realtà e più figure professionali. Grazie all'Università di Padova, all'Università di Bologna, abbiamo fatto le tomografie a tutte le opere e questo ci ha permesso di intervenire con il restauro in maniera sartoriale. 90.000 euro l'importo dei lavori di restauro dei bozzetti in argilla. Grazie a Volotea, la compagnia di voli che ci ha sostenuto per l'intero progetto. Prossimi progetti? Abbiamo un intenso programma sia per quanto riguarda la tutela, la conservazione del patrimonio, ma anche di eventi che permetteranno di valorizzare al meglio Canova, la sua opera e la nostra realtà museale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per averci seguito, è tutto da Focus TG.